Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo video, ben ritrovati. Questo video vuole essere sia un video per aggiornarvi della mia lunga assenza, anzi è più di un anno che manco da questo canale, e vuole essere anche un video introduttivo per un nuovo contenuto. Come già detto, è da un anno circa che manco da questo canale, che non posto più nessun contenuto. Gli ultimi miei video riguardano il cammino della Via del Sale, cammino che mi ha portato da Varzi a raggiungere Camogli. Quello che però non vi ho detto in questi video è che durante il tragitto, durante la camminata, soprattutto alla fine delle varie tappe, avvertivo un dolore alle ginocchia. Lì per lì non ci ho fatto caso, anche perché ho pensato che fosse un affaticamento, magari non ero abituato a questi lunghi cammini, ma poi nel mese di ottobre ho riprovato a fare qualche altro cammino e anche in primavera, però era sempre la stessa storia. Praticamente avevo a fine di questi trekking avvertivo questo dolore soprattutto ad un ginocchio. Da lì in poi sono susseguiti degli esami, radiografie, ecografie, TAC, insomma. Dopo un anno sono riuscito a capire che ho una lesione al menisco. In questo momento sono in lista per fare questo esame, questa operazione, nulla di particolare, nulla di grave, è un'operazione che si fa tranquillamente, e questo è il motivo appunto della mia mancanza di trekking, e speriamo che riesco a tornare in primavera e portarvi nuovi contenuti sul mondo trekking. Allora ragazzi, il secondo motivo invece di questo video vuole essere un'introduzione ad un nuovo contenuto che vorrei portarvi. Vi voglio portare in vacanza con me, cosa che però in realtà ho già fatto su questo canale. Ci sono dei video dell'Egitto, quando sono stato in Egitto, e in un'isola greca a Cefalonia. Se volete andarli a vedere, li trovate tutti sul canale. Questa volta sarà sempre un'altra isola greca. Io sono innamorato della Grecia, soprattutto delle isole, e ho deciso di andare a Naxos. Naxos è un'isola a differenza di Cefalonia, che era spostata verso l'Italia. Naxos è nelle isole delle Cicladi, isole che sono spostate verso la Turchia. Dicono che il mare sia molto bello. Io parto stasera, ho l'appuntamento con un mio amico, verrà Leonardo, un mio amico che ho conosciuto 2 anni fa a lavorare con me, e ci troveremo qua nel parcheggio vicino casa mia, e poi da lì andremo a Malpensa. Da Malpensa abbiamo l'aereo alle 6 di mattina che ci porterà sull'isola di Mykonos, perché l'aeroporto a Naxos non c'è. Dall'aeroporto di Mykonos dovremo prendere un taxi o un bus che ci porterà fino al porto di Mykonos, e da lì prenderemo un'imbarcazione, una nave che ci porterà sull'isola appunto di Naxos. Da lì avremo ancora 3 km per arrivare al nostro albergo. Bene, questo video finisce qua, ci vediamo un po' stasera. Spero che vada tutto bene. Qualche incognita c'è come tutte le cose, però dai, come si può dire, buone vacanze allora. Ciao, a dopo.
Ok, sto aspettando Leo, sono le 11, vediamo se arriva, sono qua nel parcheggio. Eccolo! E la madonna che ansia! Eccolo! Ci siamo al parcheggio! Sì! Una cazzata grande! Sono ben contento! Ti voglio ben bene! Allora, attenzione che... Qui il passato ce l'ho sentito là, l'avventura parte adesso! E vai! 11:30, domenica 24. Tra poco sarà Settembre. il 25. Leo, siamo in aeroporto. In aeroporto ci siamo arrivati. Terminal number 2. Yeah. Terminal 2. La domanda è, passerà la nostra valigia? Dan dan dan. Chi lo sa, chi lo sa. Che sia da pazzesco. Tac. Ed è già verde, e gli ha mica male. 17,8. Perfetto. Tacca l'etichetta. Aspetta, dove questo dove ce l'ha? Ah, Fa la mani- sì, così? maniglia, bravo. Va. Ci vediamo in Grecia. Voglio vedere dove va. Bye bye. Imbarchi. Adesso qua ci riempiamo di profumi. Di gin. Guarda, quello lì, il Marti. Il Marti come quello che c'era sulla gin rose, limone. Sì, che sono grosse ste qua. Che figo. Bello, veramente bello. Anche a me. Prego. Cazzo, ma la valigia dove ce l'abbiamo? L'abbiamo Ah, imbarcata. ok. Proprio cicetta. No, 25 non so quanti sono, ma dovrebbe essere più o meno a metà. Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo di questo Airbus 321 Neo di EasyJet Europe. Mi chiamo Louis, sono il primo ufficiale. Con me nel posto di pilotaggio Rocco, il nostro comandante, con voi Petra che supervisa l'equipaggio composto da Elisabetta, Clarissa, Andrea e Ariana. Avremo il piacere di fare questo volo per Mykonos che partirà tra poco.
rollaggio corto per la pista e poi una volta che siamo in salita ci metteremo in strada fino alla Puglia, seguiremo tutta la costa est italiana e poi dopo di aver incrociato a breve il mare incroceremo la Grecia per la nostra destinazione che sarà raggiunta dopo di 2 ore e 20 minuti. Abbiamo un bel tempo previsto in strada e a destinazione. Controllando nella tasca del sedile sotto il sedile delle cappelliere. Fate attenzione nell'aprire le cappelliere per evitare la caduta di oggetti. Non è consentito fumare fino al raggiungimento dell'apposita area fumatori. Grazie per aver volato con noi oggi e ci auguriamo di dare nuovamente il benvenuto a bordo su un altro dei nostri voli. Dove siamo, Leo? Siamo in Grecia, a Mykonos. Mykonos, al porto di Mykonos è arrivato la nostra Superjet, la barca che ci porterà a Naxos. Oh yes, fa un caldo della Madonna. Fa un caldo della Madonna.
Siamo Naxos. Siamo arrivati. Sì, siamo arrivati. Anche semplicemente, dai. Puttana, non l'avevo manco visto. Puttana, guardavo l'audio. Ma porca, madonna, ma che roba. Cazzo, ci sarebbe da andare a piedi, solo filare, perché ci piace la vita. Vabbè, ma qua ci veniamo per forza, cioè. Adesso volevo chiudere qua. Allora ragazzi, stiamo prendendo il pullman e finalmente arriviamo al nostro albergo. Agios Procopius, nome del paese, Esatto. e Karuas Village, nome del Villaggio. esatto. Comunque già a primo impatto è una gran figata. Esatto, sì, è un bel vedere, Come dici, Leo? Ora che siamo qua sperduti in mezzo a queste gentili signore, ci aiuteranno nel nostro viaggio. No, adesso mettiamo dov'è, ma ci siamo, dai ormai. Adesso ti dico quanto ci manca. Alla ricerca del nostro hotel. Village. Karuas. Maestro Caruna, villaggio Karuas. Più di così? Cosa si poteva di fare? Guarda dove siamo. Beh, certo che siamo in un posto dove la vita non c'è. Sì, no, ma io sto apprezzando molto. Ti ho portato No, perduto. ma io sto apprezzando perché io volevo scappare. Allora, questo piccolo trekking ci voleva, Leo? Sì, tutto salute. Tutta salute. Dio, madonna, che caldo che c'è! Ma sai, è umido più che altro. Mica, sai venirci in agosto ti muori, Arrivati al Kavuras Village. Kavuras, quello di Caruna. Comunque anche il pulmino che ogni ora ti porta alla spiaggia è ancora più bello. Ma io guarda, perché non abbiamo tempo, ma anche se avessi tempo io agosto nel buio. Ragazzi, ecco la prima spiaggia.
Com'è Leo? È lusso, al massimo, eh. Già abbiamo fatto il bagno nella piscina. Adesso tiro su pure. Carapazis. Ah no, lì era intanto. È carino comunque, come paese è bello, bellino. Sì, è molto bella. È molto bella. Veramente sì.